Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha raggiunto una magnitudo di 7,9, un evento catastrofico in un'area che insiste tra due faglie importanti. È una sequenza sismica di dimensioni colossali. Direi che ha una bassa probabilità di accadere di queste dimensioni. Magnitudo 7,8 in queste aree vengono in media toccate ogni 2000 anni. Asolo e la Pedemontana Veneta sono le aree in cui possono generarsi terremoti nella nostra regione. C'è memoria di eventi sismici anche nella provincia di Verona. Le strutture presenti, però, non possono generare sismi come quello turco. La nostra regione è sismica, non possiamo avere terremoti di queste dimensioni, o meglio la probabilità è praticamente nulla perché non abbiamo strutture geologiche che è in grado di produrre terremoti così grandi. Per avere un terremoto grande bisogna avere una faglia grande, di centinaia di chilometri di lunghezza. Magnitudo 8 come questo, ormai 7,9, vuol dire che la faglia deve essere 200, 300, 400 chilometri di lunghezza. Queste faglie ci sono in Turchia, non da noi. Tra le province del Veneto, quella di Padova è quella con la minor probabilità di eventi sismici, vista la sua lontananza dalle faglie più attive. La provincia di Padova ha la fortuna di essere un po' lontana dalle sorgenti di terremoti dell'Italia settentrionale, quindi abbiamo due zone di sorgenti molto importanti che sono appunto la Pedemontana Veneta, quindi per quanto riguarda il Veneto, ma inizia in Friuli e continua fino al lago di Garda, però è lungo appunto alla base diciamo della catena e poi in parte all'interno alla catena alpina. E poi abbiamo il fronte meridionale che è stato interessato, tant'è vero anche il Veneto meridionale, dalle sequenze per esempio emiliana. Quelli invece sono delle faglie che sono legate all'Appennino, non alle Alpi. Quindi Padova in particolare è relativamente lontana da queste sorgenti e poi abbiamo una struttura un po' particolare che viene chiamata la faglia Schio-Vicenza, che poi prosegue lungo e borda il lato orientale dei Colli Euganei, di cui si sa poco.